come padrone di casa di zona, diciamo, vi do il benvenuto. Mi fa particolarmente piacere che in questa occasione siamo riusciti a riunire le 3 delegazioni grazie all'idea e allo spirito, alla spinta di Aris, che ha sempre spinto per avere questa riunione delle delegazioni, questa cena congiunta, e finalmente ce l'abbiamo fatta. Quindi mi fa particolarmente piacere. Mi fa particolarmente piacere anche che abbiamo fatto questa serata in un locale, diciamo, istituzionale. Qui siamo in un pezzo d'Italia all'estero, l'Istituto di Cultura. Ringraziamo particolarmente Rita che ci ha accolti così gentilmente, spontaneamente e così entusiasticamente, e quindi noi con molto piacere abbiamo deciso di venire qui, perché questo, come la cena ecumenica, diciamo, è il clou della nostra attività accademica annuale, il momento in cui tutte le delegazioni, tutti i delegati si ritrovano in tutto il mondo. Noi, come sapete, abbiamo la dispensa papale, perché teoricamente dovremmo farla giovedì prossimo, però in Olanda c'è un cambiamento di calendari, per cui il giovedì è anticipato al sabato. E quindi la cena semplice, ma oggi è il 16, no? Quindi abbiamo anticipato, però idealmente ci ritroviamo, siamo uniti con tutte le delegazioni al mondo che fanno questa cena ecumenica su questo tema unico per l'anno. Quindi appunto è un particolare motivo di orgoglio il poterlo fare qui, in questa casa italiana, in questo pezzo d'Italia in Olanda, e quindi è una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso. Quindi davvero grazie Rita per l'ospitalità. Perché lui ha fatto molto lavoro, molto lavoro. Ha fatto la gaffa della serata, ho dimenticato di ringraziare. Scusa, in genere però, scusami, in genere me ne accorgo quando sto guidando per andare a casa. Ho dimenticato di ringraziare l'organizzatore. Questa sera ci sono arrivato prima, grazie Ciro. Sì, il menù era anche un bel menù, come dici ci vuole lo stomaco, però a me piace, quindi grazie di nuovo. Bene, grazie a voi per... We zijn ook in Nederland, dus we gaan toch een stukje Nederlands doen, ondanks de Italië. Ik wil sowieso iedereen verwelkomen en voglio ringraziare tutti per la vostra presenza qui questa sera, per aver seguito l'invito di tutte e 3 delegazioni, ai nomi van alle 3 delegaties. Ik wil toch even ook bedanken de vind ik leuk vanavond Lino van de Havel hier aanwezig is. Pas onze jaren geweest en een behoorlijke leuke leeftijd draait, maar de enige delegaat honorario van de 3 delegaties die hier aanwezig zijn. Dus een applaus voor Lino. Het enige wat ik wil zeggen, dat is alles door mijn voorgangers gezegd. Tutto stato detto dai miei chi ha parlato prima di me. Ik vind belangrijk de Accademia Italiana della Cucina in Nederland steeds meer voet aan de grond gaat krijgen. Die vind ik sempre più importante. Ik vind belangrijk dat iedereen van ons als academico in zijn hart en in zijn hoofd draagt de passie, de devotie, de ambitie van de Accademia. En dat vind ik belangrijk, dat als wij deze kunnen voordragen aan andere mensen. Ik heb een klein steentje bijgedragen door onze magazine en pagina toe te wijden eens een keer. Dat is niet zo belangrijk omdat de magazine, anders zou reclame maken, dat is niet de bedoeling. Laat ons iedereen op eigen manier een steentje bijdragen aan de bekendmaking, aan de enthousiasme van de academie, maar veel belangrijker is aan de cultuur dat Italië ons de gelegenheid gegeven heeft om zo ver te komen ook in het buitenland. Gracias.